è apprezzare la semplicità, perché noi siamo sempre stati abituati ad avere tutto in modo veloce, con i social, con internet, il personaggio famoso, esagerato in tutto, e poi alla fine dici, voglio tutte queste cose, ma alla fine cosa ti rimane? Di tutte queste cose materiali, no? Alla fine ti rimane il bene di una mamma, di un padre, di una famiglia, il bene di un pubblico tutto al palco, e la musica, cioè quella è la chiave, non tutto quello che facciamo vedere attraverso i social, capito? Signore e signori, amici di Talk Conrad, un cordiale benvenuto da Corrado Parlati. Siamo in compagnia di Clemente Maccaro, in arte Clementino. Buon pomeriggio, Clemente. Ciao, ciao a tutti. Allora, Clementino, partiamo proprio da Black Pulcinella. Chi è la figura Sì. del Black Pulcinella? Ma Black Pulcinella è sicuramente, c'è sicuramente il riferimento alla maschera napoletana della commedia dell'arte, perché lui è sicuramente un personaggio molto vivace, molto comico, ma che dentro ha il dolore, ha delle cicatrici che non si sono mai chiuse, e quindi il fatto di fare un album con il titolo Black Pulcinella, che è black afroamericano e Pulcinella di Napoli messi insieme, va a creare un tragicomico che è la chiave anche della commedia napoletana. Guarda Miseria e Nobiltà, per esempio. Mi piaceva tirare fuori un titolo del genere, perché nell'album trovi sia dei pezzi divertenti che dei pezzi con dei pezzi introspettivi, e quindi mi sembrava giusto tirare fuori un titolo del genere. È un pochino il Joker, no, di Joaquin Phoenix, un Joker che piange. Mi sembrava il titolo adatto per un disco così pop. Certo. E il lato oscuro di Iena White, The Dark Side of Iena White, fa un po' i conti con la tua parte giocosa per tutte le canzoni del disco. E in Revenge canti Non voglio più soffrire. Come si esce da un periodo così difficile come quello che hai attraversato, e che riflessioni ti ha lasciato questo periodo? Ma attraverso la vita vera, così si esce da un periodo difficile, attraverso la vita vera e attraverso l'amore. Quella è la cosa più importante, perché io ho avuto dei passati turbolenti. Prima ancora non vedevo l'ora di diventare un personaggio famoso, eccetera, eccetera. Poi quando diventi famoso devi gestire bene la fama, cosa che non ho fatto io in passato. E subito dopo ti rendi conto che dici, ah, non sono morto, sono ancora vivo, e adesso riprendiamoci tutto. Semplicemente questo. E ora non voglio più soffrire, come dico nella canzone. Dicevamo, nessuna maschera riesce a cambiare faccia quando sotto chi la indossa c'è un uomo che piange. E questo emerge anche in Universe, in cui canti un tappeto rosso come il sangue, offerto in sacrificio. Qual è la fonte di ispirazione per questa canzone e soprattutto per questa immagine così forte? Ma io credo che Universe sia un pochino il sangue di Black Pulcinella, è la parte centrale. E la risposta sta all'inizio, quando dico volevo ostriche e champagne sulla mia nuova barca, ma poi alla fine ho apprezzato il pane a tavola fatto da mamma. Questo è apprezzare la semplicità, perché noi siamo sempre stati abituati ad avere tutto in modo veloce, con i social, con internet, il personaggio famoso, esagerato in tutto, e poi alla fine dici, voglio tutte queste cose, ma alla fine cosa ti rimane? Di tutte queste cose materiali, no? Alla fine ti rimane il bene di una mamma, di un padre, di una famiglia, il bene di un pubblico tutto al palco, e la musica, cioè quella è la chiave, non tutto quello che facciamo vedere attraverso i social, capito? C'ho il Certo, macchinone, c'ho la collana, c'ho il braccialetto, ma sta roba non serve a niente. Si certo. serve semplicemente, cioè noi veniamo da un passato di lunghi sacrifici fatti con la musica, ed è quella che deve comandare prima di tutto, la musica, ma adesso la gente se ne è accorta troppo bene. Per questo vanno avanti i veterani che hanno sudato con la musica, o i nuovi ma bravi a fare il rap, non chi fa finta di, perché tutta quella roba là non serve a niente, serve solo per far vedere. Certo. E tu, in termini Anche di quella è carriera... una maschera, anche quella è una maschera. Assolutamente, Faccio finta di assolutamente essere sì. felice, ti faccio vedere che sono in vacanza, quando poi invece c'hai i debiti per andare in vacanza, cioè, quindi è tutto una cosa finta. Esatto. Poi spesso si parla anche magari di realtà che poi sono estremamente distanti da quelle che poi si vive realmente. Certo, io ho voglia, ho voglia.
sembrare quello che non è, e questo è la chiave. Io sono contento di essere vero in una scena di molti che sono falsi, ecco, finti, Certo. posticci, clown. E io sono vero, preferisco essere clown, ma vero, in questo senso qua. Ecco. Il rap Certo. vuol dire verità. Assolutamente sì, assolutamente sì. E tu hai fatto una gavetta lunghissima nel corso degli anni. Mi viene in mente la frase, quando partivo per Torino, il treno della speranza. Che Sì. ricordi hai di quel periodo? Ma vedo un Clementino con la maglia di Topolino e lo zainetto, il cappellino al contrario, perché andavo lì e dire vabbè, proviamoci, vediamo che succede. E poi chiamavo a casa, dicevo mamma ho vinto. Mamma e papà dicevano hai vinto, ma che hai vinto? Cioè non capivano, era un freestyle, che cos'è? Poi la seconda volta andai a fare un'altra gara, mamma ho vinto. La terza volta, mamma ho vinto. E anche loro, noi non abbiamo capito cosa fa, però abbiamo capito che in questa cosa che fa è bravo, perché ha vinto 3-4 volte. Ed erano le gare di rap, quindi credo di aver fatto la gavetta proprio come Dio comanda. Ho suonato dovunque, dovunque, dalla sagra degli gnocchi a Cimitile fino al centro sociale Leoncavallo, fino a Piazza Plebiscita a Napoli, al Palaparteno per lo Stadio San Paolo, al Buco, alla casa dell'amico per la sua festa di compleanno, cioè dovunque. Nei villaggi turistici con 3 persone, nei villaggi turistici con 20.000 persone. Fa veramente una gavetta molto lunga, però io lo vedo poi quando sono sul palco che ci sono cose che le faccio già per inerzia, no? Per esperienza. Certo. Questa cosa aiuta molto, ecco, aiuta tanto. Non ti trovi mai a disagio. Sono fortunato ad aver fatto questo. Pensa invece diventare famoso da un giorno all'altro Sì. e non saper gestire un microfono, vendere 3 milioni di dischi in un giorno ma salire su un palco e non saper gestire un microfono è Cosa che brutto, capita spesso poi in tempi recenti. è umiliante. Io credo che sia molto. Certo, assolutamente sì. No, meglio essere così, guarda. Assolutamente, meglio imparare e Sono crescere contento di lentamente. quello che ho, perché lo noto. Molte volte, sai, ti chiamano a suonare, apri tu a un altro cantante che magari ha iniziato da poco, però vende di più, e dici ok, suono prima io, però roba sono cazzi tuoi. Verissimo. Dopo sono cazzi tuoi, verissimo. Di che hai suonato buon roba a me. Vabbè. È vero. In Desaparecidos invece c'è un'altra cosa che mi ha colpito molto, che è Nola York. Sì, Napoli e New York sono unite dal 41esimo parallelo, come dice la famiglia. come dice la famiglia. E Napoli un po' l'America l'ha sempre avuta in casa, con la NATO, nella musica, con Sì. Pino Daniele, con Enzo Avitabile, che hanno fuso la nostra tradizione con quella Neapolitan americana. Power. Cosa? Gensenese, Neapolitan Gensenese, Power. certo, Gensenese, Yalma Megretta. Certo. Secondo te ci sono degli elementi che uniscono Napoli e New York, che magari apparentemente possono essere così distanti? Prima di tutto lo slang, cioè quando noi parliamo sembriamo americani, che vuol dire che non vorrei nascere da nessun'altra parte come dialetto per il rap. Cioè, per me il rap napoletano ha degli incastri talmente articolati, ecco, che suonano maledettamente bene sul beat. E poi la seconda cosa, nel pezzo Desaparecido, io dico Napoli in the Wood, ma paro Hollywood, no? E è vero, perché Hollywood è famosa per le superstar, ma anche a Napoli, anche il pasticcere, il giardiniere, il barbiere, sono tutte superstar. Tanto è vero che a Napoli chiunque c'ha il soprannome, proprio perché sono Vero, delle vere e proprie superstar e tutti sanno di tutti. E questa è una cosa che rende ognuno un personaggio singolare con un'identità vera e propria. E per questo con Joelier abbiamo tirato fuori questo pezzo che per me è una bomba eccezionale. per la realizzazione di questo disco hai Un'ultima trasportato... cosa, scusami, un'altra Certo, cosa che ci collega tanto all'America sono le colonizzazioni, cioè che vuol dire che Napoli da sempre ci sono stati i romani, i francesi, gli spagnoli, i bizantini, quindi siamo abituati ad avere più etnie. Per questo forse è la città meno razzista di tutte, dove il capitano
anche Koulibaly, insomma, certo. con la fascia capitano del Napoli. Questa è una cosa importante, per questo siamo molto simili anche all'America, dove ovviamente c'è razzismo anche lì, però questo fatto di avere etnie diverse, sai, il portoricano, l'italiano, l'anglo-americano, questa è una cosa che collega molto Napoli all'America. Assolutamente sì. Per la realizzazione di questo disco hai trascorso anche del tempo a Compton, che è uno dei quartieri che rappresentano la storia di questo genere musicale. Penso Certo. agli NWA, ovviamente, mi viene da pensare, quindi a dei miti Kendrick come Dr. Dre. Lamar. Anche, assolutamente. Vuoi raccontarci com'è stata la tua esperienza lì? Ma lì è come vivere nelle palazzine del Rione Gescal dalle nostre parti. E noi pompavamo la musica di Pino Daniele con le tute del Napoli addosso, quindi eravamo uguali a loro, però l'unica cosa avevamo un altro accento, però proprio abbiamo mantenuto la nostra identità. Andare lì con il collanone e la calza in testa, sembravamo dei cazzoni praticamente. Invece abbiamo mantenuto la cosa. Io avevo la maglia di Osimhen e giravo per Compton, quindi proprio fantastico. In Italia metto questa, ecco, un po' più americana, però lì dobbiamo essere italiani, altrimenti sembriamo i turisti che coprono la maglia I Love USA. Certo. Non ha senso. Certo. Tra i featuring c'è anche ovviamente quello con Rocco Hunt, che non ho dati alla mano, però credo sia l'artista con cui hai collaborato di più nel corso della tua carriera. 10 anni sì, fa... lui, Fabri Fibra, insomma, sono loro gli artisti con cui ho collaborato di più. Rocchino è un fratellino, io sono sempre contento dei suoi risultati. Lui fa tanto, è un bravissimo artista ed è anche un bravo imprenditore di se stesso. Questa è una cosa importante che non hanno tutti. Io, per esempio, non sono bravo come lui su questo lato manageriale. Io ho sempre bisogno di Paola Zucar, ho sempre bisogno della Sony, ho sempre bisogno di consigli, ecco. Non riesco a prendere decisioni, forse perché mi dedico molto all'arte, ecco così, certo. Ma non riesco ad avere il pugno fermo su questo lato qui. E questa è una cosa che invito tanto di Rocco, che vorrei avere anche io. Che ricordi hai di quel ragazzino che hai incontrato 10 anni fa quando hai inciso Mario Solo? Vabbè, lui aveva 16 anni, 15 anni, poi arrivò con l'SH, con lo scooter dietro al palco, partecipò a sta gara di rap, ero in giuria e lui vinse perché era fortissimo. E poi ci siamo visti dopo un paio di giorni ed è nato Mario Solo. E poi siamo rimasti amici per sempre. Clemente, io ti ringrazio, è stato un piacere fare questa chiacchierata e soprattutto ti faccio tantissimi complimenti per il tuo nuovo album, è veramente forte. Grazie Corrado, ti do un grandissimo abbraccio. Ciao a tutti!